Ah. 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 No, non ce la faccio col tempo. Ah no, tempo scaduto! Cioè, ho addirittura perso perché non gli ho mangiato quel pedone! Che stupido, ragazzi! Benvenuti ragazzi in questa nuova puntata del gioco finché non perdo. E mentre sto registrando questo video, un nostro studente dell'Accademia, Stefano La Rosa, salutiamolo, che sta giocando il suo primo torneo, sta facendo 3 su 3. Risultato incredibile oggi agli altri 2 turni. Speriamo in bene. In bocca al lupo Stefano! Ottimo, queste sono veramente le grandi soddisfazioni. Un ragazzo che si è impegnato tantissimo. Siamo contro un 2000. Siamo contro un 2000 difesa Liekin. Contro il 2000 solo difesa Liekin. Vediamo se ha studiato questo 2000. Ah. Ah. Urco, su questa forse c'è. Questa è brutta, eh. Meno male che non me l'hai fatta. Meno male, fratello, che non me l'hai fatta. Meno male, fratello mio. Alla fine è diventata una francese, eh. Si è trasformata in una francese con la variante donne 2. Non ho la più pallida idea di come si giochi, ve lo dico. Non ne ho la più pallida idea di come si giochi questa variante. Quello che so è che posso spingere fino in A4. Se tu spingi il pedone perdi il cavallo. Quindi spingerò fino in A4, sì. F6 la farò. F6 la farò. Urco. Va bene, non mi impedisce comunque di fare questa, eh. Non me lo impedisce. Se fai cattura, catturo tranquillamente. Cavallo D2, cattura e C5. Anzi, cavallo D2, alfiere qui così non arrocchi neanche. A parte che c'è ben poco da arroccare a sto giro, eh. Cavallo qui B3. Facciamo prima la cattura. Alfiere qui. Alfiere qui. Va bene, facciamo. Alfiere qui va fatta. Alfiere qui va fatta. C5 anche va fatta. Non so se prima una o poi l'altra, ma vanno fatte queste mosse. Attenzione che il 2022 soccomberà sotto la difesa Liekin. Ok, questa me l'aspettavo. Ma sarà questa la mossa infame. Qui è partito un allarme, i ladri a luna di domenica. Urco, questa infamata non me l'aspettavo, sai. Questa infamata non me l'aspettavo. Veramente una grande infamata. Ora tu con questo cavallo dove vuoi venire? Perché la vera domanda è dove vuoi venire con quel cavallo? Ma se io ti faccio uno scacchino e poi vengo qui? No, non serve a niente, questa è più bella. Ci recuperiamo il pedone, ragazzi. Ci recuperiamo il peon. Questo alfiere soffre, questo alfiere sta soffrendo. Ah, tra l'altro c'è anche un bellissimo scacchino con l'alfierino. Avere una coppia di alfieri, non sai che non mi dispiacerebbe per niente. Più di prendere questo pedone inutile, che questo prima o poi me lo riprendo con la torre. Lo scacchino qui, molto 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 carino, devo dirti la verità. Allora, così ti faccio muovere il re, ti faccio comunicare le torri subito però, eh. Scacco, sposto il re. Scusa, posti il re qui e attivi già l'altra torre. Anzi, scusa, scacco, non puoi andare sul bianco, devi andare qui, e però cade qui. Carina, carina, non puoi andare sul bianco perché c'è il mio alfiere. E se va qui o va qui cade F2. Ero partito con questa idea, ma avrei avuto troppo compenso, secondo me. Deve andare qua e che arriva questa. E sono in ritardo incredibile di sviluppo. Tra l'altro su questa io posso fare anche scacco intermedio. Yes, scacco intermedio. Scacco intermedio, assolutamente. Sì, è questa la mossa giusta. Aspetta, però su scacco intermedio viene qua. Vabbè, dai, facciamo quello che bisogna fare. Cavallo qui,
Sti. Mi dai la torre? Ma sei fuori di testa? Ma cosa è fuori di testa, raga? Questo è fuori di testa. Allora, ti faccio prendere il cavallo, ma non prima di averti devastato la struttura pedonale. E alfiere qui. E re in E7. Su torre qui gioco alfiere qua. Ah, aspetta. Su torre qui, se gioco alfiere qui, lui c'ha alfiere B4. Andiamo qui. Ok, aspetta, ci sono un po' di robe da sistemare. Facciamo un arrocco, va? Che secondo me è la cosa giusta da fare in questi casi. Facciamolo. Ok, ho una qualità secca di vantaggio, quindi bisogna farla fruttare. E lui c'ha anche un bellissimo... Lui c'ha anche una bellissima inchiodatura intanto. E boh, non so cosa vuole fare con questo pedone. Con questo cavallo qualcosa vuole fare. Giustamente si sta togliendo dalle inchiodature, ma noi gli creeremo qualche altro grattacapo. Così. Così dopo cattura cade l'alfiere o comunque cade qualche pedone. Questi due alfieri sono micidiali. Ora devo solo gestire bene il tempo. Se lo gestiamo bene, problemi non ci saranno. Mi piacerebbe crearmi anche una via di fuga per il mio re un giorno. Questa gli concedo questa. Fortissimi gli alfieri comunque, eh. Questo alfiere fortissimo. Ok. Perdo la torre? È possibile che io perda la torre qui? C'è qualche trucco? Ma no, non posso perdere la torre, come faccio? Come faccio a perdere la torre? Posso andare anche qua? Ok, è tutto onesto quello che tu mi stai dicendo. Quello che tu mi stai raccontando è totalmente onesto. Dove vai con quella torre? Perché sai che non capisco le manovre, perché questi due alfieri tengono tutto. Continuo a non capire. Allora facciamo così, questa va fatta, dai. Facciamoci, apriamoci a nuovi orizzonti. Questa va fatta, attenzione a queste cose qui. Ok, va bene. Mi va assolutamente bene. E adesso questo è molto interessante secondo me, perché c'è il cavallo chiuso. Scacco. Molto interessante questo. Adesso vengo così e perdi il cavallo così. Yes, perso il cavallo. Ottimo, abbandona, ti prego. Abbandona. Potrei perderla per il tempo questa. Sì, questa è d'abbandono, dai. C'ho più 4, dopo questa vado a più 7. Attenzione, non vuole abbandonare. L'infame lascia scorrere il tempo. Lucky 031912 non vuole abbandonare. Sta cercando di attivare Stockfish per capire come recuperare questa posizione, ma neanche Stockfish 16 ti salverà, fratello mio. Infatti, guarda, l'ha attivato. Secondo me l'ha attivato. L'ha attivato perché sta inventandosi qualcosa. Vediamo se questo qualcosa che ha inventato funziona. Cioè non ha funzionato. Non ha funzionato, fratello caro. Non ha funzionato. Non lo puoi spiegare. Questo gioca sullo stallo. E abbandona 2022 tegato
bottegato dalla difesa agli Ekin. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma lo vogliamo fare sto corso sull'Accademia di Matto Scacco su come si gioca questa difesa? Come su Battle nel 2000 o no? Devo avere il tempo. 2050, vuoi anche prenderle anche tu? 2050 che apre con E3. Attenzione. Attenzione al 2050 che apre con E3. Attenzione. Attenzione, che cosa stai combinando? Che cosa stai combinando 2050? Stai cercando di disorientarmi? Ce la stai facendo? Ok, io penso che ti catturo. Proprio easy. Ti catturo proprio easy. Che problemi ci sono? Con cosa catturi? Con E o con C? In base a come catturi cambia totalmente come andrà a finire la partita. E allora andiamo a giocare easy anche noi. Su cavallo F3 c'è la solita cavallo H4, bisogna giocare H6. Vediamo dove lo mette il cavallo, magari lo mette in E2, non ne ho minimamente idea di come andrà questa partita. Ok, io è chiaro che devo giocare un attacco di minoranza, questo è proprio chiaro. Questo devo farlo. Questo. Beh dai, questo devo farlo. No, devo farlo. Cavallo sospeso qui non mi piace per niente. Ok, non è più sospeso. Non è più sospeso, sono ancora più felice, tengo il punto. Questo attacco di minoranza lo devo portare fino in fondo. Lo devo portare fino in fondo. Giusto? Catturi, c'è la spinta. Secondo me c'era qualcosa di sbagliato nei miei calcoli, però per fortuna che Silvio c'è. Ok, va bene. Attenzione a questo, eh. Dico solo attenzione a questo. Allora, vediamo come organizzarci qui, perché queste cose sono brutte. Queste cose sono brutte. Ah, c'è cavallo qui che non è male. Cavallo qui non è male affatto, però c'ha questa. Quindi prima ci togliamo da questa e poi giochiamo un cavallo lì. E per toglierci da quella devo giocare così. Adesso mi attacca la regina in C7. O forse devo fare regina in C7 subito. Questa arriva, questa arriva. Questa è nell'aire. Ovviamente la cattura qui non è buona, non è buona questa cattura. Ok. Vediamo come te la cavi ora. Però la cattura così del cavallo invece è buona, perché poi c'ho l'alfiere che può attaccare questa diagonale debole. Quindi vediamo come vuoi giocare. Vediamo come vuoi giocare. Hai tolto il cavallo da lì? Volevo vedere se c'erano trucchetti strani. Che qui sento odore di trucchetti comunque. Non so voi, ma sento odore di trucchetti. Ma tipo se faccio così dai meglio. Torre qui e poi mi fai una torre qui, mi spari una torre qui e non mi piace. Non mi piace. Però il mio cavallo può andare in C4. Questo è da prendere in considerazione. Questa ora te la faccio, scusami, ma non vedo controindicazioni contro sta mossa. Cioè, no, non sto meglio così. Donna C4. Ah, c'era quella. Vabbè, andiamo qua. Che male c'è? Diceva Pino Daniele. Che c'è di male? Cavallo qui, cavallo qui. È vero che tu lo spingi questo pedone, ma sarà veramente buono su torre qui per forza. Torre lì, cavallo qui, torre qui, donna in C4. Ok, perché questa mossa? Questa me la stai chiamando?
Non so cosa tu voglia fare, ma me la stai chiamando questa cavallo qui. E questo lo posso prendere, no? Perché c'hai qualche scoperta. Cattura, cattura, cattura. E c'è questa. C'è qualche scopertina. Alfiere, vai via. Qualche scopertina fastidiosa ce l'hai. Torre, cattura, torre. Vieni qui. Qualche scopertuccia, caruccia ce l'hai. Vai, andiamo qua con la regina. Questa, ma non so se era buona questa. Era solo bella da vedere, ma secondo me non era buona. Ora, se prendo questo sono felice. Questo, cioè, questo lo posso prendere? Ah, tu dici che mi intrappoli la regina? Così? Vengo qui? Dici che perdo la regina così? No, secondo me non la perdo. Perché mal che vada c'ho anche regina qui, no? Oh, io queste cose qui non le vedo. Queste mosse qui non le vedo. Non so cosa ha in mente di fare. Alfiere. Cattura, no. Devo andare di cavallo in sto giro. Il cavallo è buono, poi vengo qui. Ok, proviamo a cambiare. Teniamoci stretto questo +1. Secondo me anche la regina a supporto dell'attacco in realtà non era male, devo dire la verità. La regina a supporto non era affatto male. Non era affatto male la regina a supporto dell'attacco. Qui. Proviamo a tenere l'alfiere attivo. Ok. Oh, mi fanno paura a me sti cavalli, ma mi fanno una paura. Forse qui era meglio, ma qui era decisamente meglio. Era decisamente meglio qui. Porca vacca. Facciamolo. Era decisamente meglio lì. Adesso scusa, se ti metto l'alfiere qui per dirti, no? Ah, che bella, guarda, neanche l'avevo vista. Neanche l'avevo vista. Guarda la magia. La prestidigitalizzazione. Questa è buona, questa sembra buona, questa sembra buona, questa sembra buona. Un po' di fortuna a sto giro, devo dire la verità, un po' di fortuna. Torre qui, vengo qui con la torre e poi raddoppio, no? Perché c'hai questa. Ma scusa, c'ho questa, questa. Ce l'ho, in teoria ce l'ho. In teoria ce l'ho questa. Questa qui devo venire, sul bianco, a stopparti col re. Ok. Beh, è vero che ho 30 secondi, ma è vero anche che c'è una torre. O no? O non vale niente questa torre che ho? Varrà qualcosa, sti pedoni. Che cacchio. Cioè, va bene tutto, va bene che è, però, cioè... che cacchio. Cioè, adesso, non è che mo veramente facciamo... Cioè, 2 pedoni passati faranno un qualcosa nella loro vita o devo fare gli inetti e non fare nulla? No, qualcosa devono fare. Per esempio, ma se io tipo ti sacrifico qui e mi tolgo di mezzo sto alfiere che rompe le balle, sarei anche felice o no? Sarei molto felice di questo alfiere che rompe le balle. E tra le tante cose porterei su un mio pezzo. Esattamente. Esattamente. Ah,
Aspetta, questo porta a promozione, eh. Questo porta a promozione. Però vado anch'io adesso. Ah. 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 No, non ce la faccio col tempo. Ah no, tempo scaduto! Cioè, ho addirittura perso perché non gli ho mangiato quel pedone! Che stupido, ragazzi! No, non ci posso credere! No, ragazzi! Non gli ho preso il pedone! E quindi ho perso per il tempo! No, ragazzi, dai! No! No, ragazzi! Allora, 2055, senti un po'. Mi vinci. Cioè, no, non ci sto.